Nel 2012 in provincia di Treviso le domande di adozione sono state 63, nel 2016 35. Gli ingressi di minori per adozione internazionale nel 2012 erano stati 44. 4 anni più tardi il numero è sceso a 8. Bastano questi pochi, semplici dati a fotografare la situazione delle adozioni nella Marca. Purtroppo c'è in provincia di Treviso un calo nella adozione e riteniamo che vi siano delle criticità alle quali dobbiamo cercare di fare fronte. Adottare un bimbo diventa sempre più complicato per le lungaggini burocratiche e per i costi da sostenere, con una spesa media di 20-30 mila euro, tutti fattori che spesso demoralizzano le coppie. È molto difficile adottare un bambino italiano, perché il percorso è molto lungo, qualche difficoltà c'è anche a livello di adozioni internazionali, quindi questo sta un po' scoraggiando le coppie. Mercoledì nel corso di un convegno a Treviso si cercherà di mettere insieme iniziative che possano agevolare le coppie nel processo dell'adozione. In questa occasione verrà proiettato il documentario Trame, durante il quale alcuni ragazzi raccontano la loro esperienza di adottati, che hanno cercato di mettere insieme i tasselli della loro identità, delle loro origini, per capire il proprio passato, in modo da vivere al meglio il loro futuro. A Treviso non esiste nessuna ente che si occupa di adozione, la nostra proposta, il nostro sostegno è di partire da questo videodocumentario affinché i giovani, gli adolescenti, le persone interessate, le famiglie possano mettersi assieme per cercare di uscire e far fronte comune di fronte a questo problema e a questa tematica.